Ciao amici, ben ritrovati. Questo è il 32esimo episodio. Ci eravamo lasciati nel bel mezzo di una ferocissima guerra contro tutto il mondo praticamente, in cui comunque possiamo contare sull'aiuto della Francia e anche della Polonia. Commonwealth, quello che è. Stanno arrivando leggermente quante migliaia di persone, non si sa. Solo 44.000 a tentare di distruggerci, però anche noi stiamo mandando importanti rinforzi. E allora, intanto ci sono anche gravi problemi. Ci stanno, per fortuna non ce l'hanno subito annessa questa provincia, gli inglesi. Naturalmente non possiamo contare su... Ah, adesso invece sì. Giustamente i nostri alleati non ci aiutano quando ne abbiamo bisogno, mentre quando non ne abbiamo assolutamente bisogno si andranno a sfracellare, tra l'altro, temo, perché vedo che il loro livello tecnologico è più basso. No, però solo di un livello, speriamo di no. Sono più numerosi, speriamo ce la facciano, speriamo. Vabbè, comunque, vediamo più che altro come procede la battaglia europea. Qui abbiamo fatto strage di nemici. Qui quando è che è arrivato il 31? Allora, qui possiamo caricare sulle nostre bellissime navi. Io ci caricherei soprattutto. Allora, quanta gente possiamo imbarcare? Mi pare 9.000 persone. No, 8.000. Vabbè. Chi abbiamo lasciato? Ok. Arriveranno ulteriori rinforzi, quindi speriamo davvero che questa sia la battaglia della morte dei nostri nemici. Qui abbiamo fatto fuori pure. Ok, qui possiamo... Abbiamo fatto fuori un'armata austriaca. Possiamo assegnare il generale di nuovo a questa armata. Qui, boh, voi avvicinatevi comunque, non si sa mai che serva anche il vostro rinforzo. Oh mio Dio. Sto aspettando perché non vorrei che cambiassero idea all'ultimo. Arrivano più tardi, infatti hanno cambiato idea. È quello che pensavo. Perché non arrivate? No, io voglio che arrivino tutti in modo che li distruggiamo. Una buona... Ah no, questi sono altri. Ok, sono arrivati. E naturalmente adesso possiamo mandarci senza preoccupazioni super rinforzi. E sarà una strage. Ma ci serve davvero mandare i nostri rinforzi? Un momento. Mandiamoci solo un po' di gente. Cioè, i mercenari e l'artiglieria. Mi pare un'idea migliore. Possiamo addirittura essere conservativi. Era una cosa che non mi sarei mai immaginato, eh. Qui. Ma per ora siamo abbastanza al sicuro. Addirittura qui non neanche i russi sono arrivati. Però vedo che sono diventati più temibili. Hanno un ottimo... Ah no, beh. Un leggero rovescio alla fortuna. Stia- La Sassonia è sconvolta alla guerra ai contadini.
E qui, beh, non è che sia cambiata molto la situazione. Vedo che abbiamo perso pure delle guerre, cioè delle battaglie, ma davvero insignificanti. Questa è l'unica battaglia importante che si è tenuta finora. A Vilna? Dov'è Vilna? C'è qualche armata russa che non conosco? Ah no, no. Ok. Mio Dio, però stanno già per vincere un assedio i russi, eh. Ma stanno frammentando le loro armate. Forse potremmo tentare di... Qui cosa c'è? Armate di Savoia. Allora. Qui non ho capito cosa sta succedendo. Ma non sembra... Boh, chi vince qua non si capisce però. Forse ce la fanno i nostri. Che qui siamo finalmente arrivati a riva. Vorrei iniziare l'assedio Ilica io, ma... eh, non so bene come iniziarlo. Qui siamo in superiorità numerica. Ma riusciamo a perderle tutte, ma perché sta fortuna non ci assiste più? Spero che siano soprattutto polacchi quelli che stanno morendo. Non che ce l'abbia coi polacchi, ma non vorrei che sia le mie armate. Qui ci sono dei cannoni che possiamo facilmente annientare. Qui è stata una strage nelle file del nostro esercito, però speriamo di vincere comunque, sarà difficile. Allora, Verona è sotto assedio, eh? No, potete star qui. Beh, qui è una strage comunque per i nemici, eh? Qui andate a Lica voi. Manchiamo comunque di generali, mi sto rendendo conto. Noi arriviamo al 5. Michele Querini. Speriamo che il nostro re viva a lungo. È la cosa che mi auguro tutte le volte, anche perché secondo me la Francia ci vuole bene, nonostante tutte le nostre pretese al trono. E tutto il resto solo perché abbiamo un re che ha delle capacità diplomatiche pazzesche. E... Vabbè, sono rette... Dovremmo ancora riprovarci a fare sta cosa, però non abbiamo prestigio. Giusto. Io vi distruggo. Vi distruggo. Siamo sproporzionati. Uh, questi sono i cavalieri giusti. Ma, ma perché? Uno, ma... Ok, finalmente una cosa un po' alla pari. Eccoli. Ti pareva? Qui non ci resta che accettare le loro richieste, a costo di perdere ancora il prestigio. E non so se dirgli di integrare di nuovo. Ah! Era solo una conversione! Ah, ah. Fantastico. Ok, allora non abbiamo perso nemmeno... Ok, perfetto. Tra l'altro mi ero dimenticato di annullarla, ma pensando che fosse una conversione, ma non era una conversione. Allora, a Gabu abbiamo vinto. Fantastico. Vediamo chi è il nostro fortissimo, debolissimo generale. Ci credo che perdiamo. Abbiamo pure un generale da schifo. Allora, dove lo mettiamo invece il generale? Mettiamolo qua. No, anzi, mettiamolo qua. Tentiamo l'attacco. Vediamo se
Ok, qui abbiamo vinto. Ci siamo ripresi alla disfatta iniziale. Seguitemi. Sembra mi seguano. Forse. No, però non... Sì. Insomma, non si sa esattamente. Abbiamo ingaggiato i nemici a Verona. Beh, potevamo coordinare meglio. Comunque sembra vada tutto bene. Qui stiamo vincendo, anche se speravo di vincere di più. Invece abbiamo... Siamo già sbilanciati. Non ci sono russi che si avvicinano. Oh, cavoli. Cavoli. Ok, però sono buoni perché hanno risparmiato per ora. Per ora hanno risparmiato la nostra terra. Ascoltate qua, ok. Fate i bravi, perché... Allora, ma... Reggimenti distrutti. Sono in buona parte francesi. Anche le seconde file. Anche questa si era già riprodotta. Si sta riproducendo sempre le stesse. Allora, rivendicazioni contro insomma, i nostri rivali e siamo riusciti a produrre documenti molto legittimati che dimostrano che abbiamo rivendicazioni storiche su una delle loro province, che sarebbe Santì. Guadagniamo 10 prestigio, questa è la cosa buona. Dov'è Santì? È una delle loro colonie, immagino. Vabbè, non ci serve a nulla, però va bene così. Non ci sono ribellioni, ma perché bisogna stare anche attenti alle ribellioni, se no si rischia di perdere. Questi dove vanno? Stanno ancora scappando. Allora, invece i rinforzi... Ok, sono ormai nella zona. Beh, arriveranno un po' distrutti, credo, ma... Che battaglia pazzesca. Produciamo zucchero. Vabbè, può andare. Abbiamo un diplomatico. Da dove venivi tu? Dalla Svezia? Beh, mandiamoti da qualche parte. Qui. No. Ah, possiamo fare un matrimonio reale qua? Vabbè, non lo facciamo subito. Sassonia, vai. Sono pure sbilanciati ormai. Non so se la cosa possa essere utile in qualche modo, ma... Mandatemi qua voi. Potremmo tentare di sgominare questi 7000. Forse. Non so se mi convenga fare un altro prestito. Ma voi proprio non... Avete bisogno di qualche artigliere, ho già capito io, ma... Voi vi teniamo come riserve. Ecco. Oppure come attacco. A sorpresa. Abbiamo il leader, no?
Ma perché? Ok. Vabbè, mandiamo pure loro. All'attacco, però senza generale. Non abbiamo un generale che sappia assediare. È qua. Questo dovrei farlo fuori. O è poco prudente? Dov'è finita quella armata malefica? Forse riusciamo a combinare qualcosa. Ok. Siamo... vabbè, non siamo proprio nella situazione migliore neanche qua. Ok. Ulteriori rinforzi, dai, ce la facciamo. Oh, finalmente questi hanno fatto pace. Hanno ceduto una provincia e liberato uno stato. Vabbè, non ci importa molto. Questi però sono pericolosi, eh. Allora, al momento questo leader non è assegnato a nessuno. Vabbè. Qui stiamo per conseguire una brillante vittoria, sembrerebbe, eh. Grandissimi. Questi turni sono portentosi. Finalmente. Wow. Ok, abbiamo guadagnato moltissimi punti. E adesso chi inseguiamo? Inseguiamo qualcuno? Allora, qui siamo sopra. Allora, questi andranno probabilmente chissà dove. Seguiamo questi. È andata bene finora. Mm, Però gli assedi russi continuano, eh. E qui c'è un'altra armata. Oh, qui abbiamo finalmente finito l'assedio. Ecco, possiamo anche usare un altro leader. Questo ha anche delle capacità? No. D'assedio no. No, no, no. Ecco, andiamo all'attacco di questi. Questi se ne sono andati. Davvero? Si sono spaventati. Ecco, qui abbiamo fatto fuori altre armate. Qui arriviamo il 30. Loro arrivano il 30. Noi andiamo. Bravi. Il 4. Lasciamo fare un po' voi, eh. Qui il limite. Ci stiamo. Io quasi quasi me ne vado davvero a inseguire sti qua. Andranno probabilmente a Pest. Mm, Inseguiamoli. Quanti sono? No, vanno a Varazd. Cavoli. Se forse potevo anche non unirmi. Uh, Abbiamo leader molto migliori. Stiamo già vincendo al 20%. E qui non riusciamo a proseguire nell'assedio, però. Io direi che questo dobbiamo mandarlo qua. Questo quando è che arriva, però? 15.
Ok, siamo salvi comunque. Ok, qui la cosa non è preoccupante. Ma dove vanno? Ecco, lo sapevo che sarebbero andati ai limiti estremi del mondo. Ok, qui abbiamo ingaggiato il nemico e non è stata una buona idea probabilmente. Mm. E secondo voi facciamo prima sbarcarlo qua? No, andiamo direttamente qua, va. Speriamo di non incontrare questi. Tirolo Albania, vabbè. Io quasi quasi recluterei anche un altro generale, però forse non è il caso. Ma questi vanno lontanissimi, andranno fino in Muntenia? No, vanno in sé. Dove stanno scappando? Boh. Sto perdendo molte truppe, tra l'altro, in sto modo. Ok, qui abbiamo fatto fuori anche i piemontesi. Boh, che vanno, non si sa dove. Conviene dividerla in due sta armata, mi sa. No, non in due magari, ma lasciare indietro le truppe un po' più malandate, magari. E anche quelle non mercenarie, perché non meritano di essere distrutte dall'esercito di guerra. E facciamo così, dai. Voi inseguitele. Allora, dobbiamo capire un po' che fine stanno facendo i vari eserciti. Mm. Allora, noi, comunque l'importante per noi è... Oh, qui stiamo vincendo. È concludere gli assedi importanti. Bene. Finalmente una colonia che si sostiene da sola. Ah, quella che tra l'altro fino a poco fa era assediata. No, non c'era un colono a Pathos. Appena ci si libera un colono dobbiamo mandarlo in quella norvegese. Eh... Ok, qui stanno facendo... Qui ecco, gli austriaci si sono fermati più vicini di quello che pensavo, invece. Questi si stanno facendo uccidere, bravi. No, forse no. Boh. Non si sa cosa stanno facendo esattamente. Qui non c'è nessuno. No, voi state ancora andando. Ma qui c'è un'armata interessante da distruggere.
Questi stanno scappando sempre più lontano. Ci saranno dei russi in giro, penso, però. E qui si stanno ripetendo le musiche, quindi c'è qualcosa che non va. Vabbè. Cercherò di capire dove sta il problema. Ok, abbiamo vinto di nuovo qua. Maledetti inglesi. Ecco. E qui sbarchiamo finalmente. Dov'è che andate, maledetti? Mm. Gorizia? Come Gorizia? Ah, ok. Tranquillo. Beh, voi fermatevi qua però. Non vorrei che aveste delle idee pazzoidi. Ok. Allora voi andate pure. Ah, vedi che vi ho beccato. Ok, siete in trappola. Allora, qui com'è la situazione? Ma qui è tutta montagna. E non conviene forse attaccare. Sarebbe colline, eh? Mm. Io diffido degli attacchi sulle colline. Preferirei che venisse a loro la voglia di attaccare. Ma sulle colline. Però qui sono già più di noi. Mi sa che vinco loro. Si sono... Sembravano di meno e si sono moltiplicati nella marcia. Hanno raccolto le loro forze residue. Forse non è stata una buona idea sta marcia. Forse è meglio riaspettare di nuovo che succedano cose come prima. Allora. Allora. Intanto recuperiamo sti poveracci. Qui ci sono gli spagnoli. Qui abbiamo fabbricato quelle due navi. No. Qui ho l'impressione che non ci convenga tutto questo. Quindi cambiamo, cambiamo tutto. Abbiamo cambiato idea, scusate. No, no, voi state buoni. Difendete. Stiamo sulla difensiva, ragazzi. Non fatemi stupidaggini. No, no. 10 febbraio. No! Cosa fate? Com'è Costanza? Pianure. Avete almeno sì, avete il leader. Vabbè, confidiamo che voi possiate fare una buona carneficina perché se non la farete sarà un bel problema e sarà tutto vostro. Uh. Ma adesso siamo sotto attacco? No.
Quasi. Oh, bene, abbiamo integrato questo che pensavo di non riuscirci. Stiamo vincendo la guerra. Pa, pa, pa. Quasi quasi possiamo anche canticchiare allegramente. No, però devi andarmi qua te. No, qui mi sa che dobbiamo aspettare. Dalla difesa siamo passati a essere sotto attacco. Eh, ok. E se facciamo così vi passa la voglia. Che abbiamo ingaggiato. No. Oh mio Dio, ci siamo spinti troppo avanti. Senza essercene neanche resi conto. Maledetti. Non ci avete seguito, ma siete dei malefici. Vabbè, ok. Ah, ma voi mi avete anche... Hanno temporeggiato. Ok, abbiamo fatto una follia qua. Cavoli, eravamo partiti così bene. Ma così bene. Hmm. Allora, qui come si fa? Avete rinviato tutto, ho capito. Perché avete rinviato tutto? Dovevo prima accertarvi delle vostre reali intenzioni, avete ragione. Ma la situazione... Ok, qui siamo morti e anche là siamo morti. Bene, che gioia. Ecco, anche voi ci state fregando, maledetti. 15 marzo. Ma fate così. Ma io ho capito. Ok, qui siamo sotto attacco. Per fortuna abbiamo Andrea Pordenone. Qui siamo destinati alla morte più terribile. 200 morti in questa giornata. Ah, però abbiamo... Oh no, ma qui arriva anche a loro il generale migliore. Allora. No, che Schwarz? Sì. No, però non qua. Facciamo qua. Se aspettate ancora un po' arrivano questi. No, ce l'ho fatta scappare, ma non è stata una buona idea. Non ho visto com'era la situazione al terreno, a dire la verità. Comunque voi siete i bugiardi, ma avete... Adesso attaccate. Cioè, l'intelligenza dei francesi. Comunque li stanno decimando, questo è l'importante, dai, prendiamo. Però quando arriveranno questi voglio vedere se li decimano ancora. Ma questi sono russi. Si facevano spacciare per austriaci. Comunque qui stiamo vincendo. Il che è buono. Tirolo. Anche questi vanno a Costanza. Accidenti. Che guerra. Questi si sono mangiati la possibilità di distruggere i nemici. Maledetti. Uh. Oh mio Dio. Ah, ecco, questa è nuova.
Si vede che sono finite quelle che aveva riprodotto prima, però adesso, dato che ho messo 9 ore di musica, non è che posso ogni volta... ma quindi quanti siamo qua? Non siamo sufficientemente numerosi. Questa è l'unica cosa chiara. Allora, e i nostri generali dove sono? C'è un generale? Ah, accidenti. Beh, qui abbiamo vinto però, eh. Ma qui questi da dove vengono? E voi? Ci aiutate voi? Ottavio Pordenone, sono parenti sti qua? Mio Dio. Ci serve un super generale, che non abbiamo. Sembra anche giusto. Qui siamo, però non siamo più o meno numerosi uguali. Cos'è che fanno in questo frangente? Non si sono bloccati, ma non si bloccheranno tanto a lungo, vedrete. Boh, sembra di sì invece. Non si capisce niente, come al solito. Qui cosa c'è? Aumentiamo un po' la reputazione diplomatica, va? Può essere importante. Ok. Qui sembra che abbiamo vinto. Ok, qui Ah, ma non abbiamo leader qua. Siamo come al solito affetti da questa carenza di leader. È una strana malattia. Qui sembra che abbiamo vinto, ma adesso arriverà un super rinforzo. Vabbè. Comunque penso arriverà in ritardo. No, arriva in tempo. In ritardo, in tempo, in ritardo, in tempo. Aie. Troppo in tempo. La Francia non ha più eserciti. Beh, noi almeno abbiamo vinto qua. Ok. Mhm. Tu stai pure buono qua perché... E qui non credo che vinceranno i francesi. Soprattutto perché arrivano troppi rinforzi nemici. Mm. Allora, qui dobbiamo cercare di capire dove si stanno muovendo le armate nemiche. Allora, comunque vedo che siamo parecchio forti nonostante tutto. Allora, io andrei a Pest per sicurezza. Non abbiamo più mercenari, hai ragione. Allora, vediamo un po'. Uh, e qui non possiamo più migliorare le relazioni adesso, mi sembrerebbe un po' eccessivo. E... Ok, un matrimonio reale in più non fa male. Allora, tu dove stai andando, scusa? No, non stanno andando dove pensavamo noi. Vanno in Slavonia. Lasciamoli, cioè, seguiamoli in Slavonia a sto punto. Facendo la stessa cosa che prima non abbiamo fatto subito e che invece sarebbe stato opportuno fare, cioè lasciando un po' indietro l'esercito distrutto. Vedo che la cavalleria è abbastanza istrutta in generale. Ok, però vedi si ripetono, c'è qualcosa di strano. Ok, qui abbiamo vinto. Tu torna pure.
che un diplomatico è tornato e quindi li mandiamo. Qui abbiamo già mandato, giusto? Colonia. Ecco, mandiamo a Colonia. Magonza, ce lo mandiamo oggi. Ok. Allora, adesso cerchiamo di capire. Hmm. Qui non fanno niente. Al momento niente. Allora, qui possiamo finalmente riportare l'esercito. Ecco, qui invece questi li manderei se riusciamo in Congo. Eh, Come va la battaglia qua? Mio Dio. La perdono i francesi. Si stanno ammazzando di brutto. Qui, quando è che arrivano? In Serbia il 28. È preoccupante questo. Mm-mm. Allora, meglio lasciare a questi il generale super. Così arrivano tra l'altro insieme. Ok, perfetto. Ok, si sono bloccati, sembrerebbe. Ah, finalmente sono arrivati. Non è che finalmente in senso positivo, ma finalmente in senso negativo. Comunque, il tempo è passato, anche questo episodio deve giungere a conclusione. Mio Dio. Peccato per questa sconfitta francese. Sta andando tutto talmente bene. E d'altronde abbiamo diviso noi stessi il nostro esercito. Ma voi che cavoli fate? Allora, io lascio qua questo e me ne andrei. Non è che attaccatevi a questa unità. No? Ecco, bravo. Seguitemi. No, ma qui perdiamo comunque. Beh, dovremmo cercare di capirci qualcosa, forse. Non ci sono rinforzi da mandare qua. Ah, qui cosa stiamo facendo? Cavoli, però devo invertirli adesso. Ma dovrei chiudere l'episodio, giusto? Uh, altri portoghesi, sempre portoghesi. Ma ce la faremo a tenerceli sti cardinali? Ma una flotta senza leader. Hanno perso quei francesi, e ci hanno fatto perdere 7 punti. Ma più che altro sono preoccupato di quello che possono fare. Ancora. Dove cavoli sono andati? Inseguire gli eserciti perduti. Non è mai stata la mia
Vabbè. Specialità. Questi inseguono i francesi, il che è un bene per noi. Qui ci sono nuove possibilità di arruolamento. Vabbè dai, allora chiudiamo. Diciamo la guerra sta proseguendo comunque abbastanza bene. Se riuscissimo a fare qualcosa di più in questa zona non mi dispiacerebbe. Cioè, per curiosità vediamo come ultima cosa, dai, se vorrebbero far pace. Uh, magari vorrebbero già far pace, capite? Vedendo la situazione in cui versano, non me ne stupirei. Vediamo. No, non accetterebbero ancora la pace bianca. Vabbè, dovremo reggere ancora un po'. Speriamo di riuscirci. È stato un peccato avere l'armata qua mentre i francesi... È stato un errore. Dovevo seguire i francesi e rimanere compatti. E probabilmente l'esercito nemico che era già in rotta sarebbe stato distrutto definitivamente. Invece ho fatto sto errore di inseguire io un esercito. Invece avrei dovuto fare in modo che facessero tutti i francesi e io accodarmi. Semplicemente. Vabbè. Comunque mandiamo quest'ultimo diplomatico. Dov'è che... No, l'ultima. Non è rimasto nessuno. Ok, abbiamo migliorato di nuovo le relazioni con tutte. Magari lo Stato e la Chiesa, solito. Vabbè, non è che ci sia questa grande necessità di... Abbiamo riguadagnato il prestigio che ci auguravamo di riguadagnare. Ecco, voi che cosa ci fate qua? Lo sappiamo che fate schifo perché... Mio Dio. Molto meglio averli come nemici in guerra costoro, eh? 2 livelli indietro siete. Siete con un leader contro i russi che non sono con un leader, però perdete comunque, ma siete davvero patetici. Comunque potrei più che dovrei fare uno sbarco in Russia, eh? Cioè in Russia, in questa zona, e faccio fuori tutte le armatucole che ci sono in giro. Voi siete in esilio? Interessante. E l'unica cosa appunto è che ho un esercito troppo sparso. L'unica cosa che potrei fare è richiamare questi mercenari e mandarli in Russia. Però appunto servono per le rivolte. Se accettassi perderei di nuovo prestigio. Ma perché voi vi volete... Ah, naturalmente c'è il solito modificatore al cavolo. Vabbè, decideremo nel prossimo episodio. Intanto vi saluto. Ciao!